Così come a Milano le donne erano sulle barricate a combattere contro gli austriaci nelle 5 giornate, le donne, come ci mostrano le stampe dell'epoca, furono leonesse a Brescia nelle 10 giornate, 23 marzo, 1 aprile 1849. Pur perduta in un sol giorno, la guerra ripresa dopo l'armistizio, le donne si fecero trafiggere a fil di spada dall'esercito austriaco per l'indipendenza. E a Venezia, ultima repubblica a resistere, le donne, dopo gli ori e gli argenti per le spese di guerra, diedero il loro braccio e resistettero più di 5 mesi all'assedio e alle bombe austriache, finché, straziata dal sangue, dalla carestia, dal colera, l'orgogliosa Repubblica di Venezia fu costretta a capitolare. Con lei tramontava l'idea stessa di repubblica. Ricordate Fusinato? Passa una gondola della città. Ehi, della gondola! Qual novità? Il morbo infuria, il pan ci manca, sul ponte sventola, bandiera bianca.